Che vi facciamo il resoconto di quello che sapete perfettamente, che si può riassumere con un'unica frase: la volontà di esternalizzare anche questo servizio pubblico, dopo tanti altri servizi pubblici. E questa è la verità, non c'è nessun'altra verità, non c'è un progetto che tenga. Dicevo prima alla giornalista, ma dov'è che si trova un datore di lavoro che ha un cantiere che funziona perfettamente, che sta costruendo una casa, e che quelli che dovranno abitare lì sono felicissimi per come vengono fatti i lavori, un team che viene riconosciuto di alta professionalità, e questo datore di lavoro dall'oggi al domani decide di cambiare completamente squadra, mettere gente che sarà la più brava del mondo ma sconosciuta e sottopagata, e ne mette meno, per cui è impossibile che il lavoro esca come prima. E questo team che si è dato da fare in tanti anni lo prende, lo smembra, lo manda uno di qua, uno di là. Secondo voi esiste un datore privato o pubblico del genere? No, esiste solo a Venezia. Noi a Venezia siamo unici, e Venezia abbiamo tante cose, siamo l'unica città nell'acqua, e un sindaco che pensa di essere l'imperatore è venuto, senza offesa per nessuno, dalla campagna a civilizzare Venezia, ha portato tutto il suo sapere nel centro storico. Abbiamo visto anche nelle elezioni quanto signore è, perché è un gran signore. Abbiamo visto che dopo aver avuto il risultato elettorale che ha vinto giustamente perché gli elettori l'hanno votato, ha vinto le elezioni, è stato riconfermato sindaco, ma non con i voti di Venezia, e già in quella sede ha detto: ve la farò pagare. Cioè, voi capite che una persona del genere credo che non meriti di guidare anche il piccolo paese di 1000 anime. Pensate voi, una città come Venezia, e sta andando avanti nella sua strada. La sua strada è un percorso che è quello di far vedere fintamente che il pubblico non funziona, quindi il pubblico bisogna smantellarlo. Sicuramente ci saranno anche cose nel pubblico che non funzionano bene, come tutti i lavori, ma noi sappiamo che soprattutto il sociale, e non solo voi, anche tutto il resto sociale, è sempre stata un'eccellenza di questo comune. Si sono investiti tanti soldi per questo, e questo è il risultato. Lo vediamo anche nei trasporti, no? Cosa stanno facendo adesso? Lo vediamo le condizioni, adesso si riapre e non abbiamo la possibilità di far salire la gente nei mezzi pubblici, o se li facciamo salire non certo in garanzia per la loro salute. Per questo noi siamo qui non solo per il Nido Mille Colori. Chiaramente il Nido Mille Colori è l'emblema, è il nostro cagnolino tanto amato che non lasceremo mai in mano a nessuno, e per cui ce lo terremo stretto. Ma siamo qui per difendere i servizi pubblici, tutti i servizi pubblici, a partire dai nidi, che sono fondamentali, perché l'educazione dei bimbi non si può lasciare in mano ai privati. Al privato ci vai perché non hai alternative, perché non ci sono gli spazi sufficienti, e siccome devi andare a lavorare da qualche parte questo figliolo lo devi mettere. Ma noi quegli spazi li abbiamo, le persone le abbiamo, i luoghi ci sono, e non ha nessuna logica. Non è che stiamo parlando di abbiamo 1000 posti, c'è una domanda di 1200 per cui apriamo 200 posti dandoli al privato. Qua è l'esatto opposto, è l'esatto opposto. E inoltre non c'era motivo, perché questo sindacato, quando parlo di questo sindacato non solo la UIL chiaramente, ma questo sindacato si era dimostrato aperto ancora qualche anno fa, quando abbiamo ragionato tra noi, quando abbiamo visto che c'è stato un calo legato alle nascite e quant'altro, un calo di iscrizioni, perché noi i nostri servizi ci teniamo, per cui abbiamo detto proviamo anche a pensare a strutture diverse, orari diversi, non certo generalizzato, magari uno per territorio, per dare una risposta ai genitori e essere più competitivi.
Per cui non è che possono dire che hanno trovato un sindacato o una categoria arroccata, perché se c'è una categoria che non è arroccata è la vostra, perché la categoria sia dei nidi che le scuole dell'infanzia hanno sempre dimostrato un'apertura totale. Poi chiaramente avete il peccato originale, siete molto sindacalizzate e non vi fate mettere i piedi in testa da nessuno, neanche dal sindacato, esatto. Siete molto autonome, le cose voi le fate tranquillamente. Basta vedere il referente, no? Non hanno voluto trattare col sindacato, non hanno voluto parlare, non hanno voluto nemmeno spiegarci che idee avevano in testa, però col metodo populista l'assessore vi ha invitato e ha avuto un ottimo insuccesso, perché credo che siano state 3 le persone in tutto che si sono presentate. Provate a pensare quante siete voi e 3 sole sono presentate, credo che sia un grandissimo insuccesso. Ma questo dà fastidio, questo brucia perché ci siano delle teste pensanti. Preferiscono avere delle teste chinate, delle teste obbedienti al padrone. Ma questo non sarà mai, e oggi ancora di più non sarà mai. E io credo che tutti assieme, coinvolgendo la città, spiegando alla città, perché è facile raccontare le fiabe dell'orso, ma spiegando alla città, i genitori l'hanno capito, perché i genitori all'inizio erano un po' spaesati, non tutti erano, diciamo, dalla vostra parte, ma poi quando hanno capito, quando gli è stato spiegato, quando hanno visto la manifestazione di interesse, dove mettono X soldi, dove mettono delle regole e dicono no, ma quello è il minimo, cioè il privato che vince può fare meglio. Ma dove lo trovate un privato che gli dicono prendi in gestione il servizio, con 1000 euro ti tieni il servizio? Dove trovi il privato che dice no, io ne spendo 2005? Ma sarebbe pazzo, perché il privato giustamente ha l'interesse del guadagno, il pubblico ha l'interesse di dare un servizio, il privato giustamente deve guadagnarci, non è che è un benefattore o cosa. Per cui a fronte di tutte queste cose qua che noi ci siamo mobilitati e ci mobiliteremo, non è che perché arriva l'estate la cosa andrà a scemare, non è che con 2 manifestazioni poi abbiamo dato pace alla nostra anima e abbiamo finito il nostro lavoro. Continueremo in continuazione, sia che riusciremo a bloccarlo subito, sia che la cosa vada avanti, ma dobbiamo riuscire a bloccare questo disegno folle, è un disegno folle, non c'è nulla di sensato. Per cui siccome noi vogliamo bene ai nostri servizi, e noi vogliamo bene ai cittadini di questa città, e noi vogliamo bene a questa città, noi siamo in Serie A ma non come calcio, noi siamo in Serie A come servizi e vogliamo restarci in Serie A, non accetteremo di essere messi in Serie B, Serie C e Serie D. Questo il signor sindaco se lo deve mettere bene all'interno della zucca, se no può andare a fare il sindaco di Gardigiano, senza offesa per gli abitanti di Gardigiano che è sotto il comune di Scorzè. Per cui io mi fermo, se no parlerei tutto il giorno perché sono incazzato nero. Lascio la parola a Daniele e a chiunque di voi che vuole intervenire. Sì.